Buongiorno a tutti signori, bentornati sul nostro canale, i signori di Napoli. Oggi in questo video vi voglio dare degli aggiornamenti che riguardano la panchina del Napoli in vista della prossima stagione. Degli aggiornamenti molto importanti che ha rilanciato anche Alfredo Pedullà tramite i suoi account social. Attenzione perché ci sono degli sviluppi molto ma molto importanti da approfondire. Prima di continuare, come sempre, vi ricordo di iscrivervi sul nostro canale. Se non l'avete ancora fatto, di attivare la campanella delle notifiche e se va vi potete abbonare per diventare i veri protagonisti della nostra redazione e sostenere il nostro lavoro. Detto questo, signori, iniziamo. Come sapete, il Napoli sta lottando per lo scudetto con un Antonio Conte che è decisamente, signore, bisogna dirlo, un fattore in più per il nostro Napoli, che sta competendo con l'Inter alla vittoria del campionato con una rosa nettamente inferiore. Infatti è bastata una semplice frase sul suo futuro, in realtà una non risposta a una domanda diretta, per creare agitazione in tutta Napoli. Antonio Conte oggi è concentratissimo, signori, sul presente e su un'impresa che per lui è già epica per come si sta sviluppando, ma che potrebbe diventare leggendaria se dovesse andare in porto, ovvero la conquista dello scudetto contro la corazzata Inter, che fa particolarmente un campionato a parte, possiamo dire. Ciò che però preoccupa tutti noi tifosi napoletani non è la vittoria o meno del titolo, quanto la possibilità di perdere colui che è diventato il nuovo condottiero a fine di questa stagione. E secondo Alfredo Pedullà, il presidente De Laurentiis ha già iniziato a tutelarsi con due possibili alternative di livello europeo direttamente come post Antonio Conte. Ma vediamo cosa c'è di vero e a che punto siamo. A margine della vittoria per 2-1 ottenuta sul Milan, infatti Conte ha voluto dare rassicurazioni sulla sua permanenza a Napoli in una settimana che è stata ricchissima di voci su un possibile addio e di un interessamento proprio della squadra rossonera, battuta poi sul campo. L'allenatore salentino ha così glissato: il mio inserimento a Napoli è stato perfetto, fin sopra le aspettative. Mi hanno accolto benissimo, fin dall'inizio mi sentivo in debito con il tifoso napoletano per l'accoglienza. Oggi in parte abbiamo ripagato quel debito. Quello che dobbiamo fare ora è essere feroci e concentrarci sul presente. Dopo queste 8 partite penseremo in assoluta tranquillità al prossimo futuro. Conte, signori, va ricordato, ha un contratto in scadenza il 30 giugno del 2027, ma come già accaduto in passato a fine stagione potrebbe essere lui a prendere una decisione autonoma sul suo futuro. La possibilità di uscire da un contratto in essere esiste, e a prescindere, scusate, da clausole o accordi che possono essere stati presi da entrambe le parti a inizio stagione. Conte, signori, non è contento, anche se quanto sta accadendo in campo lo riesce comunque a tenere focalizzato sull'obiettivo che si pone davanti alla sua squadra. Non ha però dimenticato, come vi abbiamo già detto noi dei signori di Napoli più volte, sia le difficoltà estive nel mercato, con la chiusura di un mercato faraonico, sì, ma soltanto nelle ultimissime battute, no? Impedendogli di lavorare un po' di più sui nuovi innesti, nella sessione invernale dove in piena corsa a scudetto è stato venduto Kvaratskhelia senza acquistare un sostituto di pari livello. De Laurentiis a questo punto, ovviamente di Conte e del suo lavoro è felicissimo, sa che sta facendo un piccolo capolavoro e infatti si sta concentrando molto di più rispetto al passato su fattori extracampo e non sull'operato di chi in campo ci sta andando. Se però, signori, dovesse essere l'allenatore salentino a lasciare il progetto dopo solo un anno, non vuole farsi ovviamente trovare impreparato come successo nel dopo Spalletti. E secondo Alfredo Pedullà e secondo da quanto ci risulta dalle nostre fonti, in questo momento i candidati per sostituire Antonio Conte sarebbero, tenetevi forte, Massimiliano Allegri a spasso, ok, e Giampiero Gasperini, che terminerà la sua avventura all'Atalanta al termine di questa stagione, con i percassi appunto che vogliono dare all'Atalanta un nuovo progetto tecnico. Quindi, signori, Allegri, Gasperini per il post Conte qualora Conte se ne volesse andare. Ditemi nei commenti chi preferite tra Allegri
e Gasperini. Come ho visto del video precedente, il nostro amico Paolo preferirebbe insomma che rimanesse Conte, come Vincenzo Bottone, che ci dice insomma senza Conte non si vince nulla. Sono d'accordo con i nostri amici. Detto questo, commentate, attivate la campanella delle notifiche. Ci vediamo domani per il prossimo video. Grazie per essere stati con noi.